Lo sciame sismico in corso in Emilia-Romagna si è fatto sentire anche in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, con due scosse 5.8 alle 9.01 e 5.4 alle 12.54. Situazione monitorata con attenzione dal Centro Ricerche Sismologiche di Udine. Abbiamo correttamente registrato la scossa delle 9, che è localizzata sempre nella zona di Finale Emilia, a circa 10 km più a sud-est. E dopo la scossa principale ci sono state tutta una serie di repliche, ne abbiamo registrate una trentina ad ora e stiamo raffinando le localizzazioni per cercare di dare informazioni più di dettaglio sulla sequenza in atto. Ecco, rispetto a quella di domenica scorsa, la situazione della scossa, c'è differenza? Sono 12 km, no, di quello che si è capito di distanza. Dal punto di vista epicentrale siamo a una distanza di circa 12 km. L'energia però in gioco è molto simile, il magnitudo è leggermente inferiore, quindi parliamo di un 5,8 invece che di un 5,9, quindi molto simili a livello di energia rilasciata dal sisma. C'è collegamento tra lo sciame sismico in corso in Emilia e quello presente in Friuli? No, diciamo che in Friuli non notiamo niente di rilevante, non c'è sismicità, accelerazioni o incremento di sismicità, tanto che negli ultimi 2 giorni abbiamo registrato 2 terremoti piccoli di magnitudo verifico di magnitudo inferiore ad 1,8, quindi siamo nella sismicità tipica della zona, insomma, niente da segnalare per il Friuli.